Allora, salute, dunque ci ritroviamo oggi per il nostro quinto appuntamento con l'autore di Rigiro, in un quadro di un lavoro di lui e Merlisa portato da Genio Gherardi, e dunque lo scopo sarà di giungere a reedizione e a promozione di questo opera di Rigiro, e dunque oggi accogliamo a Gian Giuseppe Franchi e a Diago Mutiere. Ci va assai piacere con gli studenti di terza annata di studi corsi e risera l'ultima intervista da Albert Camus e il giornalista gli domandava se l'aveva scritto perché risentiva un dovere, una forma di missione, può essere dibetto all'Algeria, può essere dibetto ai diritti dell'uomo, dibetto a... in tutti i casi non precisava mica, ma vi voglio domandare se poi quando noi guardiamo di Rigiro, tutto digeremo i concetti arrivati da Rigiro e da un riacquisto, una forma, si può leggere, si può indovinare una forma di dovere, un dovere di indianatura, un dovere di indiatura, dunque vi voglio domandare se avete scritto e se voi scrivete sempre, perché risentite come una forma di dovere di scrivere e di creare per lasciare qualcosa e per sviluppare, per promuovere la lingua o la corsica o un altro oggetto che sarebbe forse lo scopo di una missione puro immaginaria che voi date voi senza che nessuno avessi chiamato quando avete principiato a scrivere corrigere, un entrarigiro o buruvura. Ringraziate. Allora, ci vuole che pigli un po' in daretto, a motivazione, un impegno, un dovere, e piuttosto per l'affare di Rigiro, per l'impresa Rigiro, è stato piuttosto Domenico Antone e Renato Goti, che furono all'inizio di questa creazione, di questa impresa che lo fu Rigiro. Elli sì, erano in Parigi e erano quantunque sensibilizzati a la necessità di una mossa per diventare una cultura che ognuno ha in quegli anni 70, in principi degli anni 70, era una cultura che era per morire. E si incertava, si infattava che era di nuovo quel movimento politico, tanto c'erano in Parigi la soci di studenti, c'era una mobilizzazione che in quegli anni sboccò a quell'opera collettiva che si chiamò Main Basse sur une île, che era una presa di coscienza di chi a Corsica se ne andava a Caterno in tutti i rumigli e gente come i Rui che Mintuvo, Domenico Antonio Geronimi e Renato Goti erano a Digia gente sensibilizzata e appassionati per la sua lingua. Erano due individui, due personalità, due persone. Erano un tempo individui, personalità e persone, e so sempre gli Olibinarica, che avevano questa passione, elli l'avevano cavicciata a persona, sa passione di la lingua, sa passione di la cultura, sa conoscenza di noi. Erano due uomini che erano stati universitari tra due. Renato Goti, dopo ha fatto carriera nell'amministrazione, ma era licenziato di spagnolo, e Domenico Antonio aveva fatto storia italiano e dopo era capo di stabilimento in Parigi. Dunque erano gente che avevano tenuto Salea, anche il paese, e sa passione forse da Zitelli e di noi che erano impegnati in una cerca di lingua. Domenico Antone, bello prima di Rigiro, bello prima, aveva fatto tutta la Corsica con un scooter, sapete, quelle Vespa che li chiamavano all'epoca,
e un telefonino, dando gli strumenti da registramento non erano mica un telefonino che noi avevamo, ma erano tamanti imbrogli così in quelle cassette magnetiche che ci voleva dopo a rivolgere, e aveva tutta la Corsica interrogando la gente tal parola, tal espressione, a conoscite, vedete, dunque 20 anni prima era un lavoro fatto, non è manco stato appena un caso. Io sono giunto un anno dopo di Giaracchio, fresco, senza essere asciutto da quell'impegno tamanto che diede una passione, ma una passione individuale, una passione personale, una passione forse, diciamo oggi, fuori di stagione e fuori d'ambito di società di quell'epoca, vedete? Erano gente, ce n'era d'altri, mentre si lui, perché erano quelli di rigiro, ma mantenitori così ce ne fu d'altri, a regolare Pedro Giavati, a regolare, infine, tutti questi, c'è Caldi l'autore di un dizionario di Appieve Rebisi, il primo grande dizionario corso, e Domenico Antona aveva lavorato con Ceccaldi, era stato uno degli informatori maestri di Ceccaldi, vedete, dunque, questi che avevano un passato, io non avevo mica passato. Us intimo della lingua io l'avevo avuto, ma ricordo che a un internato certi erano interno liceo verso, come noi tutti i paesani, e scontro ancora gente che mi dicevano e tu parlavi sempre corso e a noi ci pareva curioso che tu parlassi corso a un'epoca che non c'era manca appena coscienza politica, almeno per me, c'era per d'altri, c'era stata per d'altri, mica per me, e poi era chiuso. Ma aveva sempre avuto un po' che siamo dell'aneddoта storica, non la so mica se la si sviluppi, si giustificano perché stiamo in storia personale, ma aveva sempre avuto una cosa da scrivere, diciamo, a barriera essere scrittore, di regola, a mia vocazione è quella di scrittore. E quando provava a scrivere, ma diria che non era mica scrittura in francese, di sicuro, posto che non veniva manco un'idea a questa generazione che noi eravamo noi a quell'epoca, di diventare scrittore corto, fuori di quelli che avevano avuto, quelli che l'avevano avuto, i mantenitori che da Santo Casanova a Domenico Antonio Geronimo, a Pietro Giavati, avevano sempre quelli tenuti un filo, ma io non era manco appena di sta cultura che vi diciamo, cultura fra virgolette, non era manco appena di questa cultura che io dicevo, a me cose di scrivere, e dunque mi provava a scrivere, e era abbastanza provvisionale, posto che nel frattempo aveva passato diplomi di lettere, francese di sicuro, era abbastanza provvisionale per avermi ciò che scriveva che non valia tanto. Dunque diceva, sono un scrittore, non sa mica scrive, a fondo, ci ponesse, ci sono i bancalari che non sanno mica bancalarà, ci sono i stazionari che non stanno mica stazionare, o male. Dunque diceva, sarebbe radio un scrittore che scrive male, dunque non scrive radio mica, posto che scrivo male. Ma e a caso, tutto affatto, a caso, mi era stato domandato di fare un piccolo cosa. Il Gignale, come prima scritto, è stato un lamento di Gignale, genere tradizionale e tutto. E che mi sono visto che lui c'era qualcosa di più. Ha già avuto la curiosità di te, ha già provato a scrivere appena sempre di più di pretensione, dopo di scrivere 2 o 3 di queste piccole cose che sono stati i miei primi scritti di rigiro. E mi sono visto, mica che lì erano caporopera, ne manco opera, ma che diciamo che l'affare volava da parello quesoare, voglio dire che non c'era un naturale e un verso e un sintimo che non aveva mica trovo nella scrittura francese. Vedete? Io tu
cascamare perché giusto a piccola possibilità che ho di creare e in una lingua in una lingua morta, diciamo, in una lingua con una mica destino letterario possibile. Beh, tanto peggio, ma alla fine dice quello o francese, mon verre est petit, mais je bois dans mon verre. Dunque, proveraccio a farla così. E allora, questa è un'aneddoto. In Battello era professore a titolo di cooperazione in Tunisia. Insegnavo francese in Tunisia, ai cittadini arabi. Dunque. E pigliava a Battello un Cagliari, mi tirava un Bonivati, poi Bonivati a Cagliari, e da Cagliari Tunisi. E in Battello, un Battello sardo, dunque, annantavo parastagio di pubblicazione, beco a Ello, un numero 1 di rigiro. Cosa improbabile, ma sapete, di trovare in un battello sardo, ma mica sardo Sardegna-Corsica, ma Sardegna-Tunisia. Si chiamava Rinciusa, un nome era una viera, quello battello. E becco a rigiro, dico, facciano un giornale in lingua corsa. Poi allora, compra Ello. Dove sei questo d'altronde? No, sarebbe più beccio, questo che è uno che ha di questo da roba. E becco che lo c'era l'articolo di indiatura di Domenico Antonio Geronimi, in dello su famoso articolo che quelli che si interessano a rigiro conoscono come una riverenza quasi archetipale di ciò che la fu a rivista. Addirittura avevamo attenzione, quasi che lei era una pretensione, di fare una letteratura a pari all'altra letteratura universale, né più né meno, anche una lingua che la sia proprio a nostra e manca appena quella che si piglia un altro per provare a essere ella. Vedete, c'era proprio, non so, giusto appunto dicete o monsieur Conò di leggere qualcosa, forse o delle statuletto, sandiatura di un numero 1. Perché è tutto un programma di ciò che è stato. A lingua e a cultura corsa so prove e vive, rigiruisce. So prove e vive perché era un'epoca in cui si pensava che non esisteva più. Era stata a Muvra era andata come la è andata, dopo c'era stata l'approvatura dell'anno corso, c'erano state parecchie provature di quelli che l'hanno chiamato i mantinirori, di quelli che avevano provato a tramandare attraverso epiche che non erano più quelle di Tramandera, che erano l'epica che a Corsica era mutata. Dopo la prima guerra c'era stato un sparruccio, la desertificazione di paesi, c'era stata dunque questa emorragia umana. Dopo la seconda guerra non si trattava più tanto di identità, massimo che c'era il peso dell'irredentismo, benedì c'era il peso di tutto ciò che a letteratura, a prove letterarie corse significavano di scelta talianesca. L'irredentismo era la scelta di un italiano come modello di civilizzazione, dunque di lingua, malgrado tutto. E erano stati i muvristi che erano stati assai divisi a questo punto, ma avevano tenuto l'immagine, avevano tenuto a condanna di essere stati alleati di Mussolini. Santo Casanova era partito in Italia, o prima che ha scritto un corso, o prima che ha pubblicato un corso. C'è stato Monsignore Riavoata, parlano troppo, mica troppo, parlano assai di Santo Casanova come o prima fu Monsignore Riavoata. Bello prima Santo Casanova, ma infine è Santo Casanova che ha fatto il primo giornale in lingua corsa, la tramontana, fresca e sana, che annunciava scopi
politiche più larghi che quelli lì a casa usumere mamma che giugna ancora o carcori legna in capo e Santo Casanova annunciava di già prese di posizione politiche, di politica nazionale francese e internazionale che erano assai murenne, erano le scelte, ma a Tramontana è stato il primo giornale in lingua corsa che voleva toccare all'universale, al generale, al culturale, al senso maior e mica solo quello di lasciata casana che noi agitiamo di noi e la lisciamo e la livemo. Ma dopo la seconda guerra, di sicuro che il figlio di Santo Casanova è trattenuto in La Muvra e altro, era condannato a morte per via un po' di più con facesi, con i tempi nuovi, con i tempi di liberazione, con i tempi di risvatta di imperi fascisti e tutto questo. Dunque c'è stato un grosso periodo di disprezzo per ciò che era scrittura corsa. E questi chivi, su Vilu chivi di Geronimi, Coti, c'era Ciabatti, questi chivi l'avevano tenuto e dunque quando sono universitari si ritrovano in Parigi, anche una vera nuova, una vera città, mica di una tradizione politica quale che la fosse, puro che l'empio politico nuovo di presa di coscienza identitaria e, diciamola, per anticipazione nazionalista, puro che la fosse ella che ha permesso lo sboccio di queste provature equipi. Ma dunque si ritrovano elli e la sua prima parola era scritto da Romano Cantone, ma con l'acconsento compiuto di Renato Conti, la lingua e la cultura corsa sono prove vive, rigiruisce. Siamo andati a far conoscere più alla fine la letteratura corsa, pure tramandata a bocca. Vedete, dunque c'è questo punto maior di dire che la letteratura non è mica solo la cosa scritta, di no ciò che può essere una tradizione, che può avere i secoli, che non è mai stata scritta, ma che è tenuta a mente. Vedete, questa nozione della letteratura come una cosa di no tenuta a mente e a livello paro con lo scritto. Pure tramandata a bocca, è importante questo. Ogni parola è importante di questo introito di Regino. E a far sbucciare opere nuove. E quando opere, mica opere, vedete, è su editoriale, diciamo, è scritto a due mani e hanno voluto di modo cosciente a recuperare i rui parlati. Uno era Supranaccio, perché noi siamo... noi perché Domenico Antonio di Marignana, Iso di Lopigna, o Vigolaccio, avevamo lo stesso parlato. Con né Supranaccio né Sotanaccio, che è una sintesi, di un altro capitolo, questo che se ne potrebbe riscorrere, vedete? Ma di rompere questa divisione che era stata assai nugevole a imprese letterarie corse, vedete? A chi diceva il corso vero è un nostro, un soprano, perché guardate ci sono tante opere così e colande. L'altro diceva no, il corso vero è un nostro, e guardate che infatti c'erano opere quella di noi, ce n'era meno ma c'erano di qualità, penso a Monsignore Riavoata, e poi c'era questa passione di dire no, è la nostra lingua, ancora la sua sputichezza, ancora la sua originalità, non volevamo mica che li ci impongano, a tal punto che scrittori di uno che era conosciuto assai in quell'epoca, gli anni 50, che si chiamava Simone Raudet, Simone Dari, Daudet era il suo nome di penna perché era di un paese Daudet, scrivia in Supranaccio perché si pensava che lo ci fosse una specie di standard di lingua che un po' di essere che il Supranaccio e opere in corso sottano ce n'era poche mica, c'era quella di Monsignore Riavoata che era assai scordata
che è un peccato perché quanto me è uno degli autori maggiori della letteratura corsa, ma infine, tanto se ne tenia poco conto, pure che la fosse stata reeditata negli anni 60 o qualcosa così, e poesie giocose sono state reeditate. Dunque, a far sbucciare opere e mica opere nuove, vedete? Una lettera su I è quantunque interessante. È quantunque interessante perché ci va a vedere a di già ciò che lei era andiatura, l'hanno chiamata andiatura, è una parola che l'hanno inventato, corrisponde alla parola francese engagement, che era tanto po' amore, era Sartre, che tanto era quello che faceva a legge il pensamento di un certo tempio culturale francese e che lui diceva che senza engagement letteratura non ce ne può essere. E qui siamo andiatura di ciò che l'hanno voluto noi di noi siamo engagati, siamo indiati, vedete, ben a dire che la letteratura, lo scritto è nutrito da un'area, l'engagement. Cosa viene? Allora, stamperemo solo scritti in lingua corsa. Perché chi c'era stato l'anno corso, chi era diventato l'anno corso, in dello c'era corso e francese, dunque chi va di già sopponiano che una certa... c'era stata una grossa revisione, c'era stata la revisione Maio tra l'anno corso, che anche Paolo Arrighi, che era un capomaestro dell'anno corso, anche un poeta di valore che si chiamava Pietro Santulega, che era un nipote, lo zio di Paolo Arrighi, che mischiavano corso francese e che non erano mica indiati in lo corsisimo, diciamo, di stessa maniera. Dunque lui dice, stamperemo solo scritti in lingua corta. Dunque, si vede di già a quale mi oppone quando dà una precisione così. Il pensiero sarà quello di l'ingegnatura dell'opera. Ingegnatura di nuovo una parola nuova, nata, corrisponde ai bisogni nuovi, ideologici. L'ingegnatura, chi sarà l'ingegnatura? C'è ingegnar, engendrer, c'è di nuovo la nozione di india, perché in questa ingegnatura c'è di nuovo una indiatura che bene, vedete? Tutte queste sono parole nuove che corrispondono a concetti nuovi che corrispondono a un'epica nuova, ma che Nimo aveva tanto percepito come avendo da essere un'epica nuova. Era l'opera rivere di gente che si trovi in un empio, in dello si infattava che l'epica era nuova e che l'hanno quantunque, se non l'hanno mica teorizzata subito, l'hanno percepita, risentuta e si sono detti chi va a andare, chi va a viaggiare. E tanto che l'hanno fatta a rigiro in 73, che siamo in 73, Il pensiero sarà quello di Lignerto Vallopera. Si capisce che questa è una parola di Renato Conti, si capisce che l'essenza nulla proibisce e ferma sempre anche a sbramare. Parole misteriose, avete una frasata così, di gente che rabbezza a parlare di cose quotidiane in la lingua di tutti i giorni. L'essenza nulla proibisce e ferma sempre anche a sbramare. Chi burradì? L'essenza, l'être. Il francese dice l'ontologia. Chi è l'esse? E infatti la prima opera filosofica che è stata scritta in lingua corsa, si può dire, sul librariello di Renato Conti, che si chiama Intorno all'essenza. Intorno all'essenza, autour de l'être, anche una maiuscola, ben a dire, intorno al fatto d'esse, chi è l'esse individuale, chi è l'esse collettivo, e che filosofia se ne può ricacciare di senza che si può definire come l'essenza. Nulla proibisce
divende, ben a dire che uvato desse se, un proibisce, un divende, un esclure nulla, chi per ragioni dogmatiche che non ci voglia a tenere, vedete? E se non scarta nulla di ciò che noi potremmo essere quando noi cerchiamo ciò che lui è, ciò che lui è, se senza di una parola filosofica di tutti i filosofi idealisti, l'essence, l'existence précède l'essence, diceva Sartre, che non era mica idealista, era l'incontrario, lui negava l'essence e un criria che all'esistenza, viene a dire negava l'essenza, un criria che ha l'esistenza, dico mica l'esistezza, ma quasi ci vorrei inventarlo la parola esistenza per dire chi è sessenza, o dunque l'essenza. Sessenza che è una formulazione di filosofia ideologica, l'essenza. Non le proibisce, viene a dire, è a noi, tocca a noi, a dire ciò che noi siamo, tocca a noi nella letteratura, nello scritto, a dire e a far sapere. E a far sapere, perché quando mi faccio una rivista letteraria è per far conoscere e per far sapere. Tocca a noi a far sapere ciò che noi siamo e ferma sempre anche a sbramare. Sbramare si chiede, l'hanno pigliata, hanno sbultato, e questa è la letteratura, d'altronde, è la riflessione filosofica, è questa, hanno sbultato il significato di una parola, viene a dire sbramarsi, viene a dire cacciarsi una brama, ben a dire, darsi uso testo di non essere più sottomesso a Sabrama, ma egli vogliono ricchivi, ferma senza anche a sbramare, ferma sempre a noi, a trovare i luoghi che le nostre brame sanno raspreme in campo di l'essenza, ferma sempre a tutto è aperto. Bene, di tutto è aperto, ferma sempre anche a sbramare. L'idea maestra sarà dessa in consonante con il pensamento degli antichi. Dunque, c'è quantunque sta volontà di consonanza con gli antichi, vedete? Ciò che non era mica Massimo all'epoca, in altre letterature, una premura maestra di dire, e Muratene il pensamento dell'antico, ma qui c'era stato troppo rompitura anche ciò che gli erano stati gli antichi. Dunque, essere in consonante con il pensamento dell'antico era importante. E tenere in mente che oggi, vedete, a un tempo daretto e a un tempo apre estrarre l'essenza anche a sbramare. Tenere in mente che oggi e che un popolo vivo tiene la sua lingua, ha il suo giro e assicura i suoi passi. Questa nozione di popolo vivo siamo già qui in un vocabolario politico. Il vocabolario politico era quello di questa presa di coscienza dell'epoca, di ciò che lo è un popolo e ciò che i suoi scopi dunque. E che la lingua è capitale. Quando c'è un progetto politico, un progetto di un popolo, la lingua è un punto capitale, è un punto maestro, vedete, è già espressa in 73, stirea chivi, che la lingua è al centro di ciò che lo è un popolo. Origina una parola che l'ha, questo deve essere Gotti che l'ha cacciato dalla scordanza di un lessico che è un po' noi siamo tutti sottomessi. Origine è una parola interessante perché ti parecchie facce semantiche. Trovò l'origine, viene a dire, riviene in sé, ritrovare, sono assiette, dice il francese, vedete? Sono assiette, mica un piatto per mangiare, ma revenire da sono assiette viene a dire uso luogo di essere ed esiste. Trovò l'origine. E allo stesso tempo c'è questa specie di connotazione di rinnovo. Origine viene a dire, sapete, tutto dire, d'altronde l'articolo emblematico di Azzara si chiama Origine e è su scritto un maestro di Domenico Antonio Geronimi, dice che il mondo è fatto a cerchio,
che tutto rivolta, che tutto riviene e che a vita che nasce di suo rigiro e di suo rinnovo perpetuo in lo ciclo dell'universo. Vedete, c'è un testo metafisico assai importante, o rigiro. D'altronde l'ha messo a Zaha viene a dire un oro di suo numero, e questo non era mica a Zaha, un rigiro non era mica un oro. Ugore di sto numero era ugore di impresa sana letteraria che lo vuole giro, e forse al di là di un'impresa letteraria una volontà di vaccampare un popolo ancora so e seccia, che ferma anche a sbramare di tutto è abarto. Vedete? Rigiro cercherà di far conoscere le letterature frustere e usucirente culturale. Vedete, questa apertura nelle letterature frustere viene di anche inglese, non è mica stata troppo fatta, o alemane, non è mica stata troppo fatta. Ci sono state provature di critiche letterarie, di tal libro, di tall'altro libro, che era uscito in altro opera. Vedete, ma non sarebbe mica venuta l'idea degli antichi di dire, ci siamo occupati di Goethe da Vallo Conosce, vedete? E fra tutto uso luogo viene la letteratura corta, no? Dunque manca appena la rompitura ciò che l'hanno scritto i vecchi, diciamo, fra virgolette, ma di Vallo Conosce. La foglio dei scrittori, la foglio cioè di quelli che ci possono aiutare, sono gli scrittori. La rivista sarà secondo ciò che li faranno elli. Scritti e studi in lingua corsa saranno accetti, come voglia che li siano avversati, per un modo di rio, per l'empio di cerca. Dunque una grande apertura e svariate di scrittura. Eppure rupremo sempre chi e chi. Qui perché c'era, si iscia da tamanta litiga di scrittura, come scrive, come traduce è un suonare, o chi e o gli, chiamo, a chiave, c'era stato parecchie provature, queste è conoscite, avete studiato quantunque un po' questa su riventà di scrittura corsa fil di secoli. Oggi è stabilita, di poi intrecciate cambiarine, giusto appunto, che fu scritto da Geronimo e Marchetti, a scrittura corsa, oggi non se ne discute più, ma tanto che erano evase, a rupremo chi e chi, per rapporto a chi che li vogliano certi, per rapporto. Dunque, pianto che vanno centroito, vedete, c'è quantunque tutto un programma di rigiro, e a cosa nuova di noi, importante questa è una cosa importante, e che Coti, in prima numeri, aveva un posto assai importante, posto che era ello che era a paro con Domenico Antone, erano quelli che facevano la rivista, e ha scritto assai, Coti, in particolare, prima scritto pubblicato, O Vangono Nero, che era una specie di racconto con parecchi episodi, scritto in la sua lingua, su Tanaccia. E fu una rivoluzione questa qui, perché non era ancora stata fatta, a dignità uguale, e morava una letteratura in cui la scrittura su Tanaccia, la scrittura su Pranaccio, la scrittura su Tana e la scrittura su Prana, che li saranno a paro, che non ci sarebbe mica né gerarchia né dominazione, vedete? Dunque questo qui è stato quantunque un punto maggiore di rigiro, che lo esprime nell'ultima frasata, dunque svariati di scrittura, uso il punto e di regola fonetica, regola di corrispondenza tra la scrittura e la fonetica, rupremo chi e chi, ma scrivete nella vostra lingua, se potete sartinese, scrivete in sartinese, se potete bastiaccio, scrivete in bastiaccio. Vi voglio domandare, in radio qui abbiamo davanti a noi tutto un capitale letterario di rigiro, i 26 numeri, e finalmente non so mica, ma
per stuzzica appena, quando andiamo in deudutore, non usa Daulino, a limita ce n'è di più, riviste di pari maggio a strafare. Pensate mica che o più che l'ha fatto rigire, finalmente è più o meno quando lui è spento, 30 anni fa, e che l'affare sono di più sbucciati finalmente dopo, assuminato, rigiro, ma finalmente ciò che l'ha prodotto direttamente è poco, 26 numeri in 15 anni. Invece se noi guardiamo, poco tempo fa, l'anno di me, io feci appena un panorama di letteratura corsa di poi il 2000, c'è assai di più frutti negli ultimi 20 anni che durante i 20 anni di rigiro. So mica se avete gli stessi... Vabbè, tutto fatto. Quando l'hai piantato per ragioni economiche, per ragioni umane, infine, per parecchie ragioni, quando l'hai piantato rigiro, ha di già che aveva previsto, promesso, di essere trimisinco e trimisinco non l'ha mica fatta a esse, sia tutti i 5 mesi, poi tutti i 6, ma da dopo, anche sai, voglio dire, anche sai che l'è piantato, perché ha permesso quantunque questa mancanza che l'ha costituito, poi fatto d'essere usato e d'essere piantato, ha permesso di sbucciare, in particolare Bonanova. Ci vuole quantunque ammettere che c'è stato un cambiamento in rigiro, la squadra iniziale, dopo ha lasciato il posto, diciamo, a un'altra iniziativa che ti ha riportato tu, a parte gli anni... 84, 88. Beh, no, la squadra iniziale no, è fermata un cecca Giovanteramo, un cecca Giovanteramo che ha scritto meno e Coti di noi, Giovanteramo e Coti hanno scritto meno. Ma anche l'andatura generale, la rivista è cambiata. No, allora, l'andatura generale, voglio dire, allora, per questo che ha fatto tre pacchetti. Ha fatto 3 pacchetti. Questi sono i numeri bianchi, i famosi numeri bianchi, i primi. E questi sono, diciamo, un po' i numeri mitici, per una ragione che non si trovano più, dunque sono mitici per questo. È la scarsizia che ne fa il valore. Dopo, allora, ci sono stati questi chivi. Questi chivi, si può volere, la formula è quella dell'antologia permanente. E quella dell'antologia permanente viene a dire, ognuno a chi scrive, porge, vuole scrivere poesie, vuole scrivere prosa, vuole fare un assaggio filosofico, o pubbliceggia, vedete, vuole fare una traduzione al limite, faccia la traduzione. Questa è sta formula sbagliata che abbarta ognuno, che si ritrova un po', se volete, nell'ultimo numero. Allora, ripiglio, i numeri mitici, bianchi, i numeri neri, antologia permanente. E questi qui allora sono i numeri tematici. I numeri tematici, questo è quando ho pigliato io a direzione della rivista, bene di che ho proposto, tutto ognuno è stato d'accordo, siete stati tutti d'accordo, di fare i numeri in giro a un tema. Cioè invece di sfarfagliare chi è stata produttiva, posto che, sapete, è da chi? Che li sono asciutti. Che li sono asciutti, niente di poco interesse, come Giacomo Chiero, come Giacomo Fusina, come Giovanteramo Rocchi, sono tutti asciutti da chi? E in una seconda leva, Gattageca, Di Meglio, Comiti, sono tutti asciutti da rigire, che i suoi primi passi di tutti sono stati fatti in dirigire di una delle nostre soddisfazioni, che è stato una pepiniera, che è stato un luogo risumente, e si può dire di noi che da dopo ciò che Borigite Sebastian di come che le ragioni dopo ce ne sono stati tanti, ma
tutti questi che sono sciuti dopo hanno fatto i primi passi in dirigire. Ci vuole dire. E dunque sono stati, tutto ognuno è stato da consento per la formula tematica. Allora, tematica c'è stato, prima abbiamo fatto un numero speciale, Giacomo Fusina, perché era stato quantunque uno di quelli, se volete, che in l'unità di rigiro si era preso e si era scoperto come un autore di scrittura nuova, un altro equivoco. Sono stati quantunque i primi, dopo c'è stato Di Meglio, dopo c'è stato Manfini, i primi sono stati Giacomo Chiera e Giacomo Fusina, ma questo non era più scrittura nuova, ma era scrittura di gran talento. Giovantera Morocchi, in un'altra lezione, non era mica quella moderna assai di scrittura a pari a scrittura internazionale che esistevano nelle altre lingue, vedete, anche una certa influenza di surrealismo quando la comincia a scrivere Fusina, anche d'altre influenze forse che ci spiegherà meglio quando Giacomo Chiera ha cominciato di nuovo a pubblicare i suoi primi scritti. C'era un altro gioco, un altro verso, c'era una sabatura all'universale che lo mentuava un troito di andiatura di un primo regio, vedete? Sono stati i frutti, questi sono stati i primi frutti letterari che meritavano dopo una spacciera più larga e anche a livello di traduzione in lingue dell'altra nazione, vedete? Sono i frutti di questa decisione indiata di un primo editoriale. Vedete? Dunque, rivolto all'affare che è diventato, come è diventato, tematico, dunque, il primo numero, Fusina. Perché che ho voluto fare questo numero Fusina? Perché mi parea che, infatti, che lui ci fosse una voce nuova. Giacomo è venuto appena dopo, se no abbiamo fatto a Giacomo, come numero speciale. Si è venuto 2 anni dopo. 2 anni dopo, ecco. Dunque abbiamo pigliato il primo. E dopo abbiamo il canto a voce o silenzio. Allora, chi ha avuto l'idea, come a Zahari di ognuno di questi numeri tematici, di pigliare a metà di ogni numero una personalità emblematica di suo tema. Voglio dire, qui per esempio, il canto a voce o silenzio, siamo in 84, a quale avete pigliato come personalità emblematica intervistata non teso scopi, eso volontà, a quale avrete pigliato? Beh, ho pigliato tanto a Giovan Paolo Poletti. A Giovan Paolo Poletti tanto che non era mica ciò che lui è diventato da dopo, ma che mi è parso che un numero tematico a Nanta un canto e di nuovo un silenzio quando un canto non c'era mica logo, c'era un silenzio che può dire assai di no. A Giovan Paolo un logo quantunque tutto ciò che noi leggiamo, tutto ciò che noi scriviamo, infatti è in giro a lingua, è in giro a un logo mi era apparso un tema, ma io, ed infatti su numero annanto a un logo ha fatto sbucciare parecchie opere interessanti, e annanto a un logo allora che io avevo piato qualche sia che forse è meno conosciuto da oggi, è Paolo Maria Casalonga, architetto di terra e di sole, benedì un fratello di Tony Casalonga, Paolo Maria Casalonga, che tanto lavorava in Africa a fare giusto appunto, a far sbucciare un'architettura e costruzione locale che fossero fatte di terra,
d'acqua e di sole di un luogo e mica che lo fosse un cimento che li provavano a digiare a un po' parecchi, vedete? E per questo che aveva scelto per suo numero di un luogo, di tematica un luogo, un architetto di terra e di sole di un luogo che aveva bisogno di noi, di riquistarsi, di luoghi che avevano bisogno di riquistarsi. E poi dopo corrispondia di noi a un sbocco di regione, di varie regioni di Corsica, in due giri, giusto appunto, una faccu, sammenta corsicata, di Metimo. È tutto legato, è tutto legato. A un'epoca è vera, non c'era mica altre cose. E questo è il punto, Baio. Di sicuro che c'è altre cose, assai diverse, assai ricche, e chi, sa piccola rivista, ma non c'è mica fa anacronismi, non c'è mica paragonare, c'è chi può andare paragonato. Dopo l'altro numero è stato, allora, chi maggiore, poco capito, poco conosciuto, e ci vorrà una giornata sana, parecchie giornate, a traduzione, d'opere straniere, che sia a dimostrazione che la nostra lingua, sì, le condizioni fossero state altre, aveva potuto ingegnare tutti i capiropera conosciuti in altre lingue. D'altronde all'epoca mi occupavo di scuola corsa di Toulon e facevamo esercizi di traduzione. Abbiamo tradotto a Chateaubriand, abbiamo tradotto a Montesquieu, a Proust, vedete? Per far vedere che se l'autore fosse stato che non avesse conosciuto un'altra lingua che avevo corso, che lo fosse nato e aveva un talento, un genio e la cultura che gli erano i suoi, che l'avrebbe potuto fare opere. Le sue opere, che l'avrebbe potuto fare tale quale la sua opera compieta, senza tradisce, perché il punto maggiore è questo, senza tradisce né la lingua corta, che sarebbe stata la sua sola lingua, e dunque, né la sua rea che noi conosciamo che l'ha espresso. Vedete? Volevo dire, Godot è un affare talmente un mondo chi non ha avuto mica l'audienza, perché c'era avuto tutta una pedagogia per spiegare ciò che è stato su Godot. Mica mio è Domenico Cantone? Volevo dire che all'epoca si faceva con la lettera de Corse, tu faceva con la lettera de Corse, che era una rivista fatta giusto appunto in Toulon. C'erano parecchie traduzioni che erano apposta, diciamo, l'esempio di un'amica, quando noi traduciamo a Chateaubriand, levez-vous, orage désiré, che doveva portare, bon, eccetera. Non era mica per far conoscere, capite? La fare di traduzione è importantissimo, non si può fare con una parente di chi. Ma non è mica per far conoscere ai corsi l'opera di Chateaubriand. Perché? Perché i corsi, malgrado tutto, leggono più facile in francese. Siamo tutti andati a scuola, tutti quelli che si interessano a Chateaubriand sono andati a scuola, non si interessano mica a Chateaubriand. Siamo tutti andati a scuola e capaci di più di leggere a Chateaubriand in francese che in corso. Non sia perché l'occhio non è mica a bezzo, a C, a G, a intrecciate, a gambiarine, malgrado tutto. Ma era per far bene, era una dimostrazione per far bene che a lingua non avrebbe mica impedito a Chateaubriand di essere Chateaubriand e che non sarebbe mica stato non più bastardume di un francese, sa lingua, perché tanto lo diciamo diretto, se la desse tale quale copier coller di un francese non avevamo mica bisogno di scrivere un corso, lo diciamo in francese. E chi vi Godot è stato un travaglione, dopo mi ricordo durante 2 mesi, non sia capace di rileggere ogni battuta, anche Domenico Antonio Geronimi. Abbiamo lavorato 2 mesi
8 ore al giorno a rileggere a Godot. Portanto è scritto non è mica Chateaubriand, non è mica Proust, non è mica Rousseau, Godot. Sono frasate semplici, quotidiane, sapete, è una pezza di teatro, nata da Godot, semplice, sono due disgraziati, accoglianci, che discorrono ad Aiugno, non è mica Aiugno, aspettiamo a Godot. Infatti si aspetta sempre che non è da bene, perché la vita è così, aspettiamo sempre qualcosa e poi ce ne morremo, a cosa che noi aspettiamo non è mai venuta. Boh, la simbolica è questa. Ma le situazioni sono quotidiane, sono quelle di gente che parlano di cose quotidiane. Mi mangio un ravanetto, ti piace un ravanetto? No, un navone, un navone. Boh. Per far bere che l'opera dell'Usiugna non è mica francese, manca appena, non assomiglia manca appena al francese, non si vede manca appena che il gioco francese era retto, e allo stesso tempo dice giusto ciò che lui ha detto l'autore. E io avevo tradotto a Knock di Gilles Romain, un po' con questo spirito qui. Bon, ecco. No, ecco perché che ne abbiamo fatto. E per giustificare che non ci fosse un numero dedicato alla traduzione di una pezza di teatro. Perché è una traduzione di una pezza di teatro. È stata d'altronde giocata, questa pezza di teatro? No, non l'hanno mica potuta giocare. E hanno fatto c'è stata un'adattazione che è stata fatta in Bastia e che ha procacciato una critica, una litiga con Jacques Biancardi. No, non è mica stata. Non è mica tutto fatto questo. Non entriamo mica a Ghivirento. No, non è mica stata giocata per chi. Ma già di perché? Perché gli attori, che sono buonissimi, gli attori corsi che noi conosciamo, non è più la sua lingua. Questa lingua un po' arcaica non è più la sua lingua, e dunque non erano mica capaci di pigliarla in bocca, questa lingua, vedete? Ma è caduto lo stesso a fare anche Knock. Abbiamo provato a metterla in scena, anche una squadra con mica quale lei, ma mica per disprezzo, perché è una squadra buonissima che poi ha fatto parlare della, e che abbiamo provato. Hanno detto non ci veniamo mica a pronunciare. Stiamo frasando, non ci veniamo mica, perché, malgrado tutto, la lingua che noi vogliamo rivendere, era un altro soggetto, sono le grandi litighe che ne abbiamo avuto insieme. È una lingua arcaica, e gli attori, questa lingua arcaica non l'avevano mica in bocca, non l'hanno mica potuta fare, a pigliarla, abbiamo lasciato correre. Perché è vero che. Altro tema, il tempo. Allora, il tempo abbiamo pigliato un archeologo, Francesco Delanfranchi. Il tempo di sicuro all'archeologia corsa, un archeologo, poi il tempo un archeologo. E allora il famoso numero, questo qui, a lingua, in un centro è stato a discussione, d'altronde la prima discussione proprio teorica che è stata pubblicata in lingua corsa è un po' questa discussione qui, andata una ventina di pagine, contrasto, a sociolinguistica una buona o una mala, ha messo e mi ragione già radio, e Giacomo ha messo le sue, dunque di una discussione teorica, allora un uomo una passione aveva messo Anton Domenico Monti, il fondatore della DSEC. Io, ma chi un problema mica cambiato, sì e no,
Sì e no, ma è una grossa discussione, che ci vorrei parecchie giornate. No, non per mica toccare. D'altronde abbiamo fatto uno scontro qua su in In Bizzavona. C'è stata una litiga tremenda. Non c'era stata la camera Tandro, erano saltate le camere. C'era l'opposizione di due attività. Abbiamo annunciato. Dopo Di appena, io dico una è spiegato chiaro, il dirigente ha spiegato chiaro. In Kirn, dopo l'abbiamo fatto in francese in Kirn, chi si toccava la polemica, si toccava un po' con le raia, si toccava un po' con di suscettibilità, e dunque è meno chiaro che ciò che è stato un dirigente. Vedete? Perché c'erano i indizi personali, mica d'uomo a uomo, ma di teorico a teorico. Vedete? Ma è qualcosa d'altronde che non è mica gonfio, e chi è fermo, ma è chi è passato quantunque al secondo piano. È passato al secondo piano perché di tutta maniera non si può mica arrivare alla storia. Allora, me lo mandava a te, me pare. A teoria è una, a pratica è un'altra. Non si può mica arrivare alla storia, riviene in diretto, e non si può mica fare che la società tale che la è oggi, che la sia tutta fatto sfarente, perché noi abbiamo deciso con una visione intellettuale di voler che la sia così. Sicuro che la sarebbe meglio, a conto di un pochi. Ma se non è mica possibile, ci vuole quantunque abbia già anche ciò che noi siamo, ciò che noi abbiamo, e dove noi vogliamo andare. Ecco, dunque, mi pare in tre parole è questo che io. Ma tanto si trattava di un'altra affare di noi, si trattava di sapere che orientazione che lo sognava a dare ai storie di corsi che avevano da parte dell'università di noi. Si trattava di sapere a che base che le avevano da rimanere i studi, i corsi che erano dicevo francese, la rampe de lancement all'università. Dunque erano scelte di fondalizia, come lo diceva Geronimo, erano scelte di fondalizia che adesso è la filosofia di insegnamento di un corso, che adesso è la filosofia chi sa da insegnare, dunque tanto era importante, voglio dire io ciò che posso dire è che l'università, posto che ammenti l'università ha fatto una scelta che permette ai due correnti di avere una coesistenza e anche con passe bene. Non c'è che l'avete qui e dimettiamo ciò che si fa in dialettologia e ciò che si fa in sociolinguistica. E dopo diciamo che l'unione si fa nell'insegnamento stesso, nella pratica dell'insegnamento, ciò che fa che queste discipline che pariano qualcosa che poteva portare, che erano un coso, un puntello maggiore e quasi unico di lingua, queste discipline si sono acconciate e hanno pigliato appena di rinculo, di betta all'urgenza. Non c'era mica la scelta di fare altro. Non c'è mica la scelta di fare altro. Quando il treno è in strada, non potete mica dire, ma fa un'altra via di cammin di vacupa. C'è un'altra direzione di riflessione. Dietro sta appunto ciò che la può portare a politica ufficiale, tanto. Mica a politica solo universitaria o a politica pedagogica, ma giusto appunto a volontà come la GEA di mettiamo in diago ufficialità, ciò che può essere, diciamo, la consento di beta e differenti posizioni. È scelte fondamentali. Certe volte mi viene un paragone, mutantissimo, viene a dirmi che è tutto fatto lo stesso. Ma quando l'hanno fatto a Israele, quando l'hanno fatto alla nazione di Israele, c'era stata una grossa discussione. C'erano quelli che volevano tenere l'ebreo e la Bibbia
come lingua ufficiale, e c'erano quelli, d'altronde, il fondatore Theodor Herzl, il fondatore dello Stato di Israele, e lui era partigiante di Yiddish. Il Yiddish che era la lingua viva di ebrei, ritando, era un dialetto che li parlavano in Polonia, tutti in Polonia in Europa centrale, tutti gli ebrei parlavano Yiddish, che era un mischio ebreo, d'alimano, infine, era la sua lingua dialettale viva, la sua lingua vera, come la era negli anni 70, la lingua che analizzavano i sociolinguisti, era la lingua di Ugaruglio, più che di paesi, ma infine, diciamo di Ugaruglio. Hanno scelto a difficoltà agli ebrei, hanno scelto l'ebreo biblico. E c'è voluto a modernizzare tutto il vocabolario, di sicuro, perché nella Bibbia né fusea né ordinatore non ce n'era mica nella Bibbia. Hanno scelto. E noi è un terreno. Noi è un terreno che sceglie, e per guidare questo terreno dopo ci sono istituzioni, come istituzioni politiche e poi istituzioni universitarie di no. Istituzioni universitarie facciano parte di queste istituzioni che a un momento dato facciano scelte politiche e linguistiche. In un quadro che è quantunque assai costretto, non ta garto di informazione o non ta da scrivimini, c'è un quadro abbastanza costretto, non ta che. Dopo ciò che si può, per esempio, dire forse parlare di ufficialità, che può essere che all'epoca di Rigiro non si parlava mica di ufficialità, ma c'era un'indiatura allora di una manada di persone, di Renato Cotti quando è parlato qui diceva il numero 1 è passato di notte, il numero 2 gli stesso, ma c'era quantunque diciamo una forma di empowerment, dicono gli inglesi, una mobilizzazione di un pugno di persone che ha creato una mossa dopo di più importante. Può essere che la tesi diventa ufficialità, la tesi diventa riconoscenza, sono forse troppo meglio e che forse addormentano un'epoca di capacità. E noi questa settimana, 2 giorni fa, abbiamo la mossa, non Twitter, twittiamo, e si è vista che c'è assai giovani e meno giovani che sono capaci di scrivere, cioè penso che non facciano più per un animo, di beta 40 anni fa. Si è vista assai messaggi, allora forse corti, semplici, ma i giovani non hanno più, i giovani e i meno giovani non hanno più paura né di lingua né di uccidere né di udire. L'insegnamento ha fatto qualcosa, ci sono quantunque risultati e siamo anche sorpresi di vedere anche certe persone scrivere, sono andati ad avere certi giovani con cui conosciamo mica, non te usa vilu, sono lontano dalla lingua, dal pensiero quotidiano della lingua, eppure la competenza l'hanno. Allora, cosa si potrebbe fare? Vi domando a tramindui, senza ufficialità, cosa si potrebbe fare di modo a mobilizzare di più queste competenze? Non credo mica che la sia ufficialità americana universale passa al battuto, perché a ufficialità ci vuole avere ciò che l'ha ufficializzato. A ufficialità, vabbè, ma noi abbiamo un lavoro, noi, non so più il colpo, ma infine quelli che viaggiano, hanno la strada oggi, hanno quantunque una a carica di rivenire ciò che è la lingua che mi vuole ufficializzare. Di un punto maestro questo qui, di un punto maestro, questo tocca all'attore di terreno. Dopo ufficiale o mica di una cosa amministrativa, ma sapete, si può ufficializzare qualcosa che non è mica quello che bramavate, voglio dire, forse meglio mica, forse è meglio che scelte che le fossero sempre da ricercarsi. Ma voglio dire, non si rifaccia mica la storia. Io ciò che volevo dire che ciò che è da fare non è mica aspettare a ufficialità per indiarsi o per accrescere la sua possibilità di esprimersi sia a bocca sia per scritto o in qualche maniera.
ciò che conta è di mettere la gente insieme. Di mettere la gente insieme per poter fare, diciamo, mica un'unificazione, ma un'unione non ha una specie da consenso generale. Perché secondo me il pericolo maggiore è con la crescita della scrittura, come lo si diceva, della creazione, è che ci sia la tentazione di ritirarsi in un dialetto. Questo mi pare un pericolo maggiore, a ridialettalizzazione di cose. Che forse è una discussione, ma per finisce, se lo si guarda gli altri esempi di gente che hanno provato a fare l'unione, aspettando, e che forse avevano diciamo, qualcosa che si assomiglia all'ufficialità, voi sapete che non basta mica la politica, non basta mica l'università, non bastano mica, perché hanno un modo a mettersi a un tavolino l'universitario, sono capaci a fare una norma, ma il popolo non seguita mica, la gente non seguita mica. E come c'è mancanza dell'unione, non c'è che da vedere, quando si fa un paragone tra gli strumenti di un corso e gli strumenti del francese, non c'è che da vedere per il dizionario. Ognuno fa uso del dizionario, invece ciò che c'è bisogno è il dizionario generale e la lingua corsa. Il dizionario generale e la lingua corsa non si può mica fare così, non c'è che da vedere cosa si fa, e questa è una affare che noi abbiamo ripetuto 100.000 volte, non si fa mica diciamo, l'unione a un tavolino, si fa un consenso generale e dopo si fa un'edizione tutti gli anni. Come lo fa il dizionario? Si fa un'attualizzazione tutti gli anni di dizionari che sono già conosciuti. E invece noi non abbiamo manco a WASA. Non c'è mica a WASA sul dizionario così. E la stessa per la grammatica. Non abbiamo mica questi due strumenti fondamentali che potrebbero essere fatti giusto appunto con l'acconsento universitario e poi dopo con la scelta di una squadra che avrebbe da scopo di eseguire fare così e dunque sottopone un epoca di profili amministrativi e professionali che ci vuole pensarci, così no si cascherà sicuramente in tale luogo che ha un'epoca comune che sa consente non andare l'edificazione di un consiglio di lingua qui e poi un altro qua là e saranno le scelte saranno per forza differenti. Io qui non so mica da fare raccontento perché a ci sono, giustamente, c'è parecchi dizionari e ci sono descrizioni precise e interessanti di grosse varietà linguistiche. E c'è una brama di un pubblico di conoscere i varati da una varietà a quell'altra, ma soprattutto è legge di trasposizione, un studitore che si trova davanti alla scuola, un studitore sartinese, che si trova in Capigorzo, e chi insegna che i famigli sono a cavallo ai principi, a cavallo metaforicamente, e di ogni casa i parenti dicono: ma chi sono i famigli? Chi sono famiglie? Chi sono i famigli? È facile c'è un dovere di un maestro di insegnare legge di trasposizione. Sapere che un più L diventa un D, che un I diventa un D,
che è finale non esiste mica, eccetera, eccetera. Questa qui, a conto mio, doveva parte di un lavoro di un insegnante. Un lavoro di un insegnante non doveva mica essere di insegnare la sua varietà linguistica, ma doveva essere di insegnare le leggi di trasposizione che permettono di capire e ognuno riscrive, perché se no ricaschiamo nell'affare di Simone Raudè che se l'avessi scritto nella sua lingua audaninca avrebbe di sicuro fatto opere più interessanti che quelle che l'ha fatto, e Renato Goti perché l'ha scritto nella sua lingua ha scritto opere che so assai, penso, assai più autentica che se lo era obbligato a scrivere in sopranaccio. Vedete? Credo che l'insegnamento della lingua, credo che l'amparera di legge, che sono leggi assolute, che sono leggi proprio ragionali, di mutazione, facciano parte di un insegnamento, di una carica, di un insegnante. Vedete? E tanto penso che lo sarebbe magnifico un dizionario generale di lingua corsa che accoglisse tutte le varietà in una. Io penso che lo sarebbe assai magnifico. Io penso il contrario. Tutte le lingue hanno un dizionario generale di lingua. Può essere da Google, c'è la traduzione in più anche in lingua corsa. Finalmente sarà forse Google a creare più l'impegno giusto appunto di noi tutti, che ogni tanto possiamo brubare e arricchiscere una parola, ma ça va. Perché la tecnologia oggi permette di modo anche più facile, non saranno forse mica le istituzioni corse. Sì, di fare trasposizione, è mutazione automatica di vocali, di consonante, eccetera. Se no si ricasca, perché c'è stata questa volontà, prima della guerra, prima della seconda guerra, come a maggior parte degli autori erano di questa regione che si chiama Pumonte di Vico, Vigo, Marignana, Evisa, erano quasi tutti gli autori di dizionari, come gli autori erano quasi tutti di questa regione, e c'è stata la volontà di imporre questa varietà linguistica come il toscano di Corsica. Venerdì scegliamo questo e ognuno, allo stesso tempo, questa varietà era un po' a cavallo ai rui. Venerdì che in Lubicolaccio è finale so in ne, è finale so in ne e mica in ni come lo sartineso, ma è consonante so in nelle e mica in di. Dunque era un po' allo stesso tempo a mutazione di vocale a e e, di come un ordo, ma dunque era una varietà sintetica, ma non è mica stata addimessa. E io penso che lo sia una buona cosa che non sia mica stata. Solo per buttare in una fare è parlato di Israele, ma non sa Theodor Herz c'era Eliezer Ben Yehuda ha creato ciò che ha fatto di un dizionario generale di ebreo, di prima a fare che hanno fatto, non la creazione di un Stato di Israele, erano i primi a fare l'Aliyah, dunque sono buttati in Israele, il primo lavoro che hanno fatto è che perché si sono basati di un corpus. Si sono basati su un testo unico che era la Bibbia, si sono basati su un testo unico che era la Bibbia. No, no, perché hanno fatto in prestiti ad altre lingue, perché per parlare di Vittur, a Bibbia di un corpus importante, ma non parlava mica di tutte le tecnologie moderne, una camera, un ordinatore, bon, sono mica, quello è giunto dopo, ma sono parole che hanno cercato di inventare partendo da questa lingua morta all'epoca di Gesù Cristo, quantunque. Ma erano parlata di poi 2000 anni. Erano tutti insieme per inventare la stessa parola, dunque era facile. Era facile. Da parola vecchia avevano la Bibbia e poi la parola nuova si accoglievano e dicevano chi vi pigliamo l'inglese, chi vi pigliamo il francese, chi vi pigliamo. Era più facile. Partivano a zero e erano tutti insieme per partire a zero in questa affare, diremmo a fare la lingua di una nazione. Perché certi avevano l'influenza piuttosto di Yiddish, certi l'influenza di russo, a chi di polonese, perché sono giunti da un mondo usano, dunque a diversità di biografie, linguaggio individuale. Questa diversità era assai più larga che la nostra, perché avevamo i pochi rugioni, ma quelli venivano da un mondo sano. Ma sappiano che questa grammatica, questo dizionario, dove hanno avuto il potere di Stato, di media, di scuola, e ora parlano, e sortono anche un discutere, ora. Quindi è un'altra affare.
No, ma sappiano che lo giuria muta tutto, dunque erano tutti raccontenti per muta tutto, erano tutti raccontenti per parte, da una parte da Bibbia e da quell'altra parte di reale. E da modernità alla tecnologia, sta parola la pigliamo in due, la pigliamo all'inglese, la pigliamo al francese, erano tutti in stato di dire, e ora va una lingua nuova, che sarà a nostra, sarà quella di tutti, mettiamoci d'accordo, invece che noi non partiamo mica da una base così. Per creare questo consenso in giro la lingua, per creare mica un standard, mica una sola norma semplice che c'è dall'altro, ma come vediamo... La prima norma che si poteva fare, in cui si poteva fare un consenso, è la norma ortografica. Questo è fatto. No, non è mica fatta. No, non è mica fatta perché quando si scrive j'aime, tu aimes, il aime, ils aiment, a nessuno non gli pare un scandalo di mettere ogni tanto S a fine, NT, perché c'è stato un consenso. Sa consenso questo non c'è mai stato. Come non c'è mai stato? No, non c'è mai stato. Oggi non c'è mica consenso per l'ortografia. Per l'ortografia? No, non c'è mica consenso. Parli della grammatica o dell'ortografia? Parlo dell'ortografia. L'ortografia? L'ortografia, non c'è mica consenso per l'ortografia. Ci sono state repliche che non c'era mica il tempo di cercare, ma oggi è intricciate cambiarine. Qual è con una rubrica all'ortografia intricciate cambiarine? Guarda appena in girate, vedrai che certe volte, quando tu hai sarà e sarà, non è mica lo stesso. Questa è morfologia, questa. No, è morfologia. Chi vi siamo? Chi vi siamo il cavallo o cavado? No, non è mica l'ortografia. No, non è mica l'ortografia. Come non è mica l'ortografia è la fonetica. La fonetica. Guarda, quando tu scrivi, tu come scrivi seria? Metti de A o metti de E? Non hai mica inteso. Seria poi in su di teseria, euricussaria, ma chi ma come lo scrivi? Io scrivo qua, posto che di cussaria. E tu lo scrivi come? Come? Vabbè, mi conviene. Ma non è mica ortografia questa. Questa non è mica ortografia. Come non è mica ortografia? Questa trascrizione di qualcosa che di un suono e vedi vecchi. Ma non è mica lo stesso suono. Non ne manca appena lo stesso suono. Non è mica lo stesso suono, ma certi mettono saria e certi mettono saria. A dire provare a disapplicarla, a scelta di un corto, che è una scelta originale, è stata di trascrivere l'ortografia ciò che si dice, a fonetica pronunciata in le regioni. È stata una scelta, questa... ma una scelta di uguale. È una scelta unanima o una scelta... se tu rimetti in questione le scelte vecchie, non ci sortiamo più. No, ma non ci sortiamo più perché noi, un insegnante ha bisogno di sorteggi nella sua scuola. Ma tanto normalizzetti tutto questo. Se tu normalizzetti serie, normalizzetti di nuovo tutto il vocabolario, normalizzetti... Sicuramente. Allora ricominciamo a spiccare le tanto che... No. La scelta che è stata fatta poi, forse quando la sarà rimessa in questione, al limite, se lui già non ha consento per rimettere tutto in questione, rimettiamo tutto in questione. No, ma è rimesso in questione dai riti che esistono in un locale, non è mica un affare, è rimessa in questione quando l'autore di un libro, un Sammanchello, non te lo mette ai piedi. No, quando un insegnante è davanti a una scuola che gli mischia, è un affare concreto, come fa l'insegnante ad insegnare, che ad insegnare l'insegnante? Dove insegna varietà, dove insegna cavallo e cavallo insegnare. Deve no, c'è una mancanza di un a varietà o a variatezza? Piuttosto a variatezza. A variatezza è corso, a varietà è francesismo. No, dove insegnare meno francesismi possibili. No, questo non è mica... No, ha scelta. La consento, assinava, perché non sappiamo mica che era rimasto in questione, sta consento, l'ampargo. Ma la consento è stato di dire a tal suono corrisponde una grafia. Qui
c'è più discussione. C'è stata la discussione, c'è stata assai la discussione. Oggi non c'è più. Oggi si sa che un suono corrisponde a una grafia. UC, UG, USH, UJ, d'altronde un c'è che ha 4. Sapete, dicono i campionati di ortografia. Un c'è che ha 4 differenze. UC e UG, USCI e UG. Non si scrivono mica CE, TIE e GE, DIE e SCI, CHI e GI, ma si scrivono, come voi sapete, C è trinitarie, G, SH, SCE. Bon. E la sola differenza, no, scrivete ciò che voi sentite. La questione di sapere se è legittima, perché esempio saria, che scrivi saria, o se rovo obbligami a scrivere seria. Non mi regagna mica a me di scrivere seria, ma parava la consento un gianco. No, ma di giusto appunto di questo che non parliamo. E non sono mica partigiani che lo uccisi un giorno. Parliamo di aggabbare. No, ma non si tratta mica di essere partigiani. Si tratta di vedere quale senso è difficoltà di l'uniformizzazione mica di lingua, ma l'uniformizzazione di un insegnamento e di scrittura. È vero. È mica gli stessi. È vero, no, ma non c'è mica più un paragone con il francese. È vero che il francese ha scelto di scrivere maintenant e di pronunciare maintenant, maintenant, bon, ma si scrive maintenant. Quando ho domandato a mia suocera ciò che la faceva quando era giovane, ha detto je travaillais dans une triperie. Une triperie. Ha detto il monoprix conosco, multiprix, une triperie, une triperie. Ah, une triperie. Bon. Il francese ha scelto di scrivere triperie, anche se lo pronuncia triperie. Si scrive je ne sais pas, anche se lo si pronuncia je sais pas. Bon. Il corso ha scelto di scrivere ciò che lo sente. Il punto maggiore è questo. Il punto maggiore è questo. Di sicuro che il francese è ortografiato, è uniformizzato tra un lionese, un parigino, un marsigliese, un dice non manca appena le stesse cose, ma scrivono le stesse cose. È un argomento che puoi essere tu mi puoi dire. No, io mi metto davanti alla situazione concreta di un insegnante davanti alla sua scuola che impara la lingua ai suoi scolari. È solo questa, perché il resto capisco benissimo ciò che tu dici, che tu puoi scrivere secondo a tua varietà, a tua varietà o ciò che ti hai scelto. Da preso a te devo scrivere secondo una norma e dopo pronunciare come voglio, cioè scrivo cavallo ma pronuncio cavallo. È stata una teoria, è stata difesa questa teoria. È stata difesa questa teoria. Sicuro. Non ha mica vinto un punto, ma è stata difesa questa teoria. E poi sarebbe logica al limite, sarebbe logica. Una scrittura la stessa, e ognuno pronuncia alla sua maniera. Come il francese, non c'è mica due francesi che pronunciano da una regione all'altra, che pronunciano di stessa maniera, alla stessa parola scritta. Alla stessa parola scritta. Non sia che noi pronunciamo tutte le vocali, i parigini non le pronunciano mica, la fenêtre. Allora, il parigino ha il diritto di scrivere la fenêtre, se l'era corso, la fenêtre scriveria F-N-E-T, la fenêtre, perché dice la fenêtre, dice mica la fenêtre, il parigino, dice la fenêtre. Noi abbiamo scelto di scrivere la fenêtre e di pronunciare la fenêtre in corso. No, ma non entriamo mica perché questo... No, ma... Al limite, no, abbiamo fatto la scelta contraria. Guardiamo quale sia l'orientazione generale possibile per sboccare un'unità, diciamo, un'unità di esperienza di lingua corsa. Non si tratta mica di altra cosa. C'è stata questa discussione, non nasce mica ma questa discussione c'è stata negli anni 30. No, ma giusto appunto, ciò che noi cerchiamo oggi
di avanzare, mica a ripetere gli stessi buttaggi, no. Si tratta giusto appunto di avanzare, di fare che l'insegnamento della lingua oggi che va di più in più largo, mi si pare, nelle scuole, che lo sia un affare che permettesse a gente che lo ricevono di impossessarsi di questa lingua così e dopo di farne l'uso che li vogliono esattamente come le altre lingue e che non sia mica qualcosa che giudizi. Ma per portare in giro, la scelta del giro è stata l'incontrario di quello che tu dicevi. Beh, appunto. È stata l'incontrario di quello che lui dice come va la scelta di rigire. È stata lì, come l'ha detto, ognuno dice a sua maniera, eccetera. Ma qui parliamo di insegnamento, ma l'insegnamento che se non parte mica da letteratura era roba da parte. Ah, no, io, quindi è una provocazione. Dice, l'idea maestra si sente in consulenza con scritte storie saranno accetti come voglia che li siano avversati, per umore di rio, per l'empio di cerca, e svariati di scrittura, Sì. Era un punto dogmatico di base di rigiro questo. Bene. Allora, posso continuare a... Ma non ti può mica ripigliare, non la può mica a 3, a 4 o a 7, non la può mica ripigliare, una grossa discussione. Se non c'è la concentro, una specie di accademia, che dicevamo così, abbiamo, non so mica dogmatico che va andando. Dogmatico, non so mica dogmatico che va andando. No. Sono pronto a ripigliare la discussione, a condizione che se la sia generale. Generale. Allora, una questione di studenti. Hic et nunc. Oui, perché è vero, è un monologo a 3, questo ne più. Buongiorno, mi chiamo Sabrina. In 1981 aveva descritto Evole e Mama, soffo le raccolte in i paesi o soffo le proprie di vostra mamma. Di mia mamma, proprio anche un scrupolo estremo di radio di un tene che ciò che la regia è ella, anche quando sapeva che a volte era più ricca e che mamma aveva mancanze, ma in un scopo etnologico che possa aiutare al lavoro di folcloristi, ha lasciato un bianco, in 2 o 3 casi, mica 100 volte, ma fine, in 2 o 3 casi ha lasciato un bianco, ciò che mamma non sapeva mica, tutto sapendo io, ciò che andava in quelli bianchi. Dopo, quando ho pubblicato la traduzione, una traduzione che non era mica di tutta l'opera, ma che era da una parte per ragione di paginazione e di agonizione in francese, si chiama Conto de Corse, che aveva ricostituito a Volasana e ha detto un introito che è a Vagia, perché quando mi faccio un lavoro così, all'ascita, o folklore che li chiamano, cioè essere onesti scientificamente, perché se noi siamo amusa, siamo yoga a trafficare, voglio dire, si falsifica già tutta la ricerca scientifica. Dunque, qui è importantissimo assai. Dopo, allora, quando hai avuto compito di trascrivere, scritto a parole mie, ben a dire che ogni contarore dopo si muta anch'ello, avete inteso una vola, una vecchia va contro una vola. Voi, quando voi contate a parole vostre, ma non avete mica il diritto. Penso che lei è un affare di deontologia. Non avete mica il diritto di mutare qualsiasi particolare, perché tanto falsificate a tramandera e che o capo di 10 generazioni non ci sarà più nulla di ciò che voi volete tramandare. Vedete, questi hanno fatto esperienze in giro a un tavolino, si mettono poi a giurare a Giacomo un'anfrasata e lui mica scrivere, la giuria di così, e allora la daria un vicino la daria con l'altro vicino.
a un caporiatola, ha frasato, non ha più nulla a che bere, anche quella riappartenenza, vedete? Dunque, chi ha il fatto di tramandera folclorica, c'è un imperativo scientifico di precisione. Aggiunte su questa, che lo contuttare, ma so che lo si sbaglia perché non è mica così, perché so come la è, non è mica dritto di me, di correggere un informatore. È un punto maestro che annuncio d'altronde in l'introito di Evole, l'annuncio come principio deontologico questo. Ecco. Buongiorno, allora ripeto a dita vostra, quando voi partecipate a questa radio, pensate che la lingua corsa è in pericolo o piuttosto che è un avvenire sicuro? Con questione. No, so mica, diciamo che in ognuno, sapete, in ognuno di noi ha la sua carica, a collo, gli tocca a portarla a Sinandellupo, quando lui gli tocca a sponerla, o che sia l'altro a piglie, o un cennimo che a piglie, ma infine, sapete, in ognuno tocca a portare a sua piccola somma, e se la purisse a giovare, di più gente possibile, tanto meglio. Penso nulla, non ho mica pensato. Diciamo che siamo tutti incaricati di una nascita culturale e ci tocca a difenderla, a farla campare, a sparterla, a accogliere forze di noi, a motivare gente. D'altronde è un po' un caso di semissione di te a vostra, che forse può essere considerata come un circolo un po' usato di gente che soffre elli, ma a porte a parte ve ne dico che quelli gombane che non vogliono andare, perché ne morisce a te non ti voglio mica, ecco. Dopo si trova che è come un piccolo campo in cui ognuno è contento di riconoscersi e di... ecco. No, qui non posso mica rispondere altro che a mia esperienza o chi è quella di Jacomo o chi è quella di Sebastiano o chi è quella di tutti. Benedite. A nascita nostra o esponiamo o proviamo a portarla a quanto si può lontano. Buongiorno, mi chiamo Lesia. Allora, il nostro poema Vis Cosmica ambientata a vita e a storia dell'uomo in generale, in cui una certa denuncia che porta a riflettere. E mi piacerebbe avere il vostro parere nella relazione tra l'uomo e oggi, vivere una relazione appaggiata o piuttosto conflittuale. I lui, non pare mica che è relazione che le appagino ancora verso che la piglia a storia d'oggi, ma in di vis cosmica, giusto appunto, penso che l'intimo di base è quello dell'universale. E l'universale non dipende mica da un momento o un altro della storia. Di usare che la storia momenti ne ha conosciuto d'ogni maniera, ha conosciuto i momenti in Occidente, perché quando noi diciamo l'uomo pensiamo alla nostra cultura occidentale, europea, letteraria, sai, per un pochi che noi siamo, ma l'uomo non è mica che qui. L'uomo è molteplice, l'uomo è di ogni carica, d'ogni pezzo di carica di questa terra c'è un uomo che ne esce e che è un uomo a un tempo sfarente per via delle culture e gli stesso per via che è uomo. Ora, in questo poema che voi ammentate, Vis Cosmica, c'è questa volontà universale e questa qui non è mica sottomessa né all'epoca oggi, né all'epoca di quando l'ho scritto, né all'epoca di 100 anni fa, in cui le problematiche di affratellanza o altro erano sfarenti. C'era la colonizzazione, c'era così, c'era colandi. Ma io credo a questa cosa che aveva detto Renato Goti per portare in giro, l'essenza dell'uomo, intanto che uomo è che quello travanca e le culture e i momenti della storia, vedete? Dunque la sola risposta che vi posso dare è l'universale, che è quello di sempre e di tutti. Buongiorno, mi chiamo Claudia.
Dunque sì, che la nostra poesia illustra già tutta la ricchezza e la complessità della poesia di 70. Come ci puoi spiegare? A me poesia no, non ho mica detto questo, non ho mica avuto la pretensione di dire che a me poesia. Mica voi. Sì. Di rigiro. Yeah. Di rigiro c'è un po' tutto ognuno, credo. In di rigiro credo che l'ha accolto quantunque un po' sto fiore di usi tanta. Credo, e forse per questo che lo si parla sempre oggi di rigiro, perché io, a dire la franca, ormai avrei penso che 40 anni dopo, che un nome, anche usò un nome di rigiro che lo possa rammentare qualcosa che sia, vedete? Ma questo è stato di noi un po' un miracolo dell'Università di Corti, questa istituzione che ha quantunque permesso a un tempo un conservatorio e un luogo risumente, un conservatorio e un luogo risumente, ma credo, mica quale lo manca, Giacchi Biancarelli, c'è anche a messo un pere, credo che questa cosa nuova, che lo fu sa volontà universale in la poesia, vedete, su universale che noi reggiamo in la morale, nella mente e nella filosofia, in la poesia sa volontà universale che si esprime d'altronde da parecchi autori, quando Giacomo Chiero scrive come dice quella, non sa più chi fa di Gaggeri Esomano, nemico Romeo Mohamed, questo è di Vantera Morocchi, o Romeo Mohamed, di Vantera Morocchi, ma allo stesso, io quando scrivo Vis Cosmica, vedete, di un sentimo di l'uomo di sempre, ma che in quei tempi era risentito di più perché c'era stata la scolonizzazione, c'era stata l'immigrazione, gente l'abbiamo visti e tocchi, che forse 100 anni prima erano un'astrazione, ma stavolta erano gente che no, li vediamo a fianco un carruggio, non li vediamo mica, e ancora forse non li vediamo mica. Ancora forse non li vedremo mica, ma massimo che ce n'è di più, e più ce n'è meno li vedremo. Allora, un'altra affare, avete piato due andature complementari, parlate qui di universalizzazione, rigiro di un sforzo di universalizzazione di lingua corsa, di mettere la lingua paro almeno ciò che lo dice ciò che avete fatto con quel vole di mamma, di una maniera di rivalutare e di mettere in un scritto dunque una memoria orale, una lingua orale, una letteratura orale, dunque di valorizzarla, di una forma di riconoscenza, la stessa fare con la traduzione. Come avete lavorato assai non un romanzo e dunque di una maniera di parlare di con francese, di dire siamo capaci a fare gli stessi opere, perché di un genere finalmente più riconosciuto, avete di noi fatto la promozione di storia letteraria e culturale di Ostia, che di noi un lavoro di fondo che avete fatto per mostrare che non siamo mica quelli albati di scritti della letteratura romantica di XIX secolo, che c'era una cultura, c'erano scambi culturali e di ciò che può continuare di fare. Pensate che ora, dunque nel 2021, dunque il corso fosse proprio introdotto in questa riconoscenza che la acquisto finalmente questa riconoscenza, questa capacità di dare alle altre lingue e abbia già in un campo letterario assai più largo che all'epoca non esisteva mica questo campo letterario. Era un numero uno di rigiro di un tioso che voleva aprire le porte, ma e finalmente la fare è a Giacomo che era stato direzione ai due. No, questa vuol dire una cosa che manca di rigiro, in questa collezione di rigiro che voi avete qui, e questa è colpa sua quantunque, è che questa rivoluzione in la letteratura corsa che la fu a Fontana d'Altea non ha mica avuto la cosa di dire e abbiamo cominciato a pubblicare, l'hanno di rigiro, l'ha cacciata diretta in libreria, perché chi c'era qualcosa di nuovo. All'epoca Gritigoio, mica Gritigoio, ma infine i fatti di lingua, io ho detto guarda chi, la giornaletta poco fa, voglio dire, un momento di
di mutazione compiuta e subitanea a Fontana Altea. Corrisponde con la vine di Rigiro. Non parlo mica di... Perché che dico me che non ho mica cominciato a pubblicare l'Anderigiro? Avevamo tante cose nuove, avevamo le prime poesie di Fusina, avevamo così, avevamo quanti, manco un filare di Fontana Altea. Ma qui siamo un tipo ciò che volete, bene a dire, l'apertura anche a forme letterarie, a forme di narrazione, a forme di un romanzo, che non esistevano mica in dopo. Continui a tua risposta. Io volevo dire prima che tu hai aumentato per rispondere alla domanda che ti è stata fatta, hai detto benissimo ciò che Rigier aveva portato, bene a dire una stimolazione che tutto ognuno ha capito, anche poco ha inteso, anche poco se non abbiamo mica intellettualizzato la cosa. Che lui si può andare altro. Ecco. Ciò che ti hai detto appresso il primo poema che ti hai scritto qui, io l'ho inteso in io. Io mai alla gioetta già, quando mi hai interrogato, mai avrei pensato di scrivere un poema. Mai. E poi, soprattutto, di scriverlo e di pubblicarlo. Ma quando è giunto Rigiro, e che ha inteso questa voce così, non so mica perché, ha mandato... E hai avuto coraggio. Ha mandato ma poi modesto. Ha avuto coraggio di dire che non era mica paesano, questo è questo il suo primo testo. Di dire che non era mica paesano, perché di tradizione, la letteratura corta, era il paese, il sumere, la macchia, ma... E allora ha un po' come intrasto appesa ai rigordi. Come tu sai. No, ma voglio dire, era questa di nuovo una piccola rivoluzione. C'era stato Sebastiano Ralceto, ma in poesia mica, Nimo. A Capra stanno un campanile, a Capra Tintinaglia stanno un campanile. Boh. Sono nulla. Sono queste piccole variazioni che aprono a un altro universale. Più nemica l'universale profondo che noi reggiamo, l'universale quantunque che i corti non sono mica che i paesani, non sono mica che i cittadini, non sono mica che i intellettuali, non sono mica che i pastori, sono tutto ognuno. E questo qui c'è stato anche Paolo Susini di Asara, gente così, vedete, che non venivano manca appena da orizzonti letterari e che hanno pubblicato un dirigiro, opere dello si sentia quantunque un scogliusoro di ciò che era questa cultura che forse se non era mica passata poco scritto, mai si sarebbe conosciuta. Un paio di Paolo Susini di Asara. Non era né poeta in versi regolari, né ha detto e ha scritto, e sono cose che penso che anche all'università si potranno essere ripigliate, perché sono scogliusoro vecchio di una popolazione che a un momento dato ha potuto dire cose che non avrebbe mica detto, dice no. Perché dice no, in caffè che potete cantare una pagliella, potete fare un chiama e rispondi, ciò che è enorme, chiama e rispondi, se ha visto il talento di voi chiama e rispondi, di avere l'uviero, non leggo mica. Ma qui un spazio di scrittura in cui di tutte le mamme ne è giunto e che ognuno ha riconosciuto i suoi, vedete? Benissimo. Allora, potremmo continuare dunque a Zimanaghi bene, ci saranno Franci Beretti, Pasquale Ottavi e Jean-Louis Moracchini, normalmente. Voilà. E penso che noi potremmo continuare anche un'altra anno, ne parleremo perché bon, è un piccolo... No, ma che si parte necessariamente una prima di direzione troppo svariate, ma a fondo è questa la discussione la discussione di caffè, è questa qui. Discussione di bistrò. Vabbè, a ringraziarvi. A ringraziare voi, da ricordabili di Sottinto Regino.